del territorio. Io sono Francesco Chiamulera. Alle 18 poi a questo importante incontro organizzato da Lancio Veneto seguirà un altro incontro che abbiamo organizzato insieme con una montagna di libri e che vedrà protagonista Carlo Barbante, che parlerà del ghiaccio. Ma oggi, intanto, in questa prossima ora e mezza, parliamo di Olimpiadi, parliamo evidentemente del valore, come avete capito, che si lascia sul territorio e che promette di lasciare sul territorio. Ringrazio Lancio per avermi chiesto di moderare questo importante momento e inizierei per aprire i nostri lavori con un saluto di Paolo De Cian, che è il presidente di Ancio Belluno e a cui chiedo di salutare il pubblico. Grazie. Buonasera e benvenuti tutti quanti a questo evento. E sono fiero di essere qui e ad aprire questo evento che secondo me è importantissimo e sono estremamente convinto dei benefici che possa portare alla mia provincia, ma oltretutto all'intero territorio veneto. E penso che dopo, quando i relatori apriranno questo evento, alla fine sarò ancora più convinto delle possibilità e del miglioramento che può avere la mia terra. Però sono altresì convinto di una cosa, che in questo momento l'unica cosa certa che abbiamo è che il tempo sta correndo. E qui chiudo. Grazie e buon lavoro a tutti quanti. Grazie Presidente. Breve e incisivo, come si dice. Signori, un carissimo amico, oltre che evidentemente un rappresentante delle istituzioni oggi qui. Ci siamo visti tante volte intorno ai libri, caro Cristiano. In questa occasione però evidentemente intanto parliamo di sport oltre che di cultura, visto che l'assessore alla cultura e allo sport della Regione del Veneto è Cristiano Corazzari e gli chiedo di venire anche lui a salutare il pubblico in sala e lo ringrazio per la stata condividere gli altri. Grazie. Il ringraziamento è da parte mia per questo invito e naturalmente ho il compito di portare, oltre che il mio saluto, quello del Presidente Luca Zaia della Giunta regionale. Scherzando prima, ma non scherzando fino a un certo punto, dico abbiamo una regione meravigliosa dove però ci sono delle situazioni contingenti agli antipodi che impongono la presenza degli assessori. Occupandomi anche di pesca, mi stavo occupando di granchio blu ed ero a Scardovari, esattamente dagli antipodi della nostra regione. Pensate, è anche un viaggio importante, interessante. Ma parliamo di due eccellenze che potremmo dire speculari nelle grandi diversità che hanno. Ecco, oggi parliamo di Olimpiadi. Saluto anche il Presidente Ghiotti, tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle associazioni di categoria, il Presidente della provincia, vedo che c'è un'ampia rappresentanza del territorio. E questo è importante perché ci aspetta una sfida, stiamo percorrendo una sfida che deve impegnarci tutti. Prima il Presidente provinciale Ance ha citato il tempo, è stato proprio sintetico ma molto efficace. Il tempo è una variabile che non è assolutamente da sottovalutare, deve essere un elemento su cui tutti noi ci dobbiamo confrontare. L'impegno è che siano delle Olimpiadi ben organizzate, un evento sportivo di altissimo livello, di eccellenza mondiale, Olimpiadi che possano essere ricordate così come ricordiamo ancora le Olimpiadi del 56 come un esempio di buona organizzazione veneta, diciamo lombardo-veneta, essendoci anche la componente importante della Lombardia e di Milano. E oltre a questo, un altro degli aspetti che sarà fondamentale è la cosiddetta legacy, ovvero l'eredità che queste Olimpiadi devono lasciare sul territorio, e questo è uno degli aspetti che sicuramente interessa di più le categorie imprenditoriali, l'ANCE in particolare. Sappiamo bene che questi sono eventi che rappresentano una grande opportunità, una grande occasione, una situazione che va però vissuta, percorsa nel modo giusto e nel modo corretto, perché le opportunità, se colte, rappresentano la base per fare un salto in avanti, se invece non utilizzate bene, lasciano spazio a molte recriminazioni. E siamo molto consapevoli di questo. Pertanto quell'eredità deve essere per noi un'eredità tale da concretizzarsi in infrastrutture che portino una crescita del territorio, una crescita della nostra comunità, un aumento dei livelli dei servizi, un aumento della competitività della nostra montagna e della nostra regione. Dobbiamo ricordare sempre come oggi i territori giocano una partita a livello nazionale, internazionale, locale, basata sulla capacità di avere infrastrutture, di erogare servizi e di essere competitivi.
della sfida che riguarderà anche il Veneto nel futuro e la nostra montagna in particolare. Oggi siamo nella splendida cornice, viene sempre definita nel cuore delle nostre Dolomiti, la nostra località montana più bella, non ha bisogno di promozione, ma deve essere un traino fondamentale e straordinario per tutta la nostra montagna, così come le Olimpiadi devono essere un traino straordinario e fondamentale per tutta la nostra regione. Dovremo essere capaci di dimostrare la compattezza del sistema Veneto nell'intraprendere questa sfida, far sì che gli interventi vengano fatti in modo corretto, trasparente, nel modo migliore nell'utilizzo delle risorse. Non sarà un problema quello di individuare le risorse, perché quello è l'ultimo dei problemi, ma di impegnarle bene, in modo corretto, in modo tempestivo e riuscendo a rispettare tutti quegli standard elevatissimi che ci poniamo. Non ultimo, quello della capacità di far sì che questo sia un evento molto inclusivo, soprattutto per le categorie più deboli, penso a tutto il tema delle Paralimpiadi e a tutto il tema della disabilità, e anche di riuscire a essere una eredità e una serie di interventi che ci facciano fare un salto di qualità anche con uno sguardo al futuro per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, la capacità di valorizzare ancora di più le nostre bellezze naturali del nostro territorio. Ecco, tutto questo rappresenta una sfida complessa, con molti aspetti che tra di loro si legano, si intersecano, e rispetto alla quale però abbiamo la consapevolezza di avere le capacità di portare a casa un risultato importante insieme. E quindi con questo augurio e questa determinazione vi porto il mio saluto. Grazie. Grazie Luciano, grazie Assessore. Citava giustamente la disabilità, l'abbiamo citata in apertura parlando di Paralimpiadi, ovviamente. Ricordo che noi a Cortina ci portiamo avanti, Assessore, con questo dibattito. Già lunedì ci sarà Vito Mancuso, un grande teologo, che parlerà a Cortina della disabilità e dell'infanzia e della prima età. Lo facciamo insieme a Cortina Senza Confini, che è un'altra realtà del territorio. Questo per dire che il dibattito di oggi sta incrociando già, come vedete, cose di cui parliamo quotidianamente, anche al di là dell'evento sportivo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina. Ecco, il nostro territorio è interpellato, lo è tanto di più, visto che, come ricordava adesso l'assessore, le istituzioni sono presenti anche oggi, lo vedete. Ci tengo che un saluto lo faccia anche Roberto Padrini, che è presidente della provincia di Belluno, che poi coinvolgeremo anche, mi è stato detto che sarà coinvolto anche nel panel della conversazione che seguirà. E quindi Roberto, a te la parola e grazie. Grazie Francesco. Buongiorno a tutti. Allora, parto da chi? Allora, dalle parole del presidente provinciale dell'ANCE, nel senso che il tempo corre. Io ho partecipato a un tavolo trasporti che si è svolto mercoledì a Venezia, dove si sono ritrovati tutti quelli che sono gli enti preposti soprattutto allo sviluppo delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi, quindi ANAS, Veneto Strade, RFI, Bus, quindi stiamo lavorando a 360 gradi per cercare di capire a che punto siamo. Devo dire che siamo vicini alla deadline, nel senso che purtroppo iter autorizzativi, secondo me, estremamente complessi, forse troppo complessi, ci hanno portato ad arrivare veramente vicinissimi alla scadenza olimpica per la conclusione di un po' tutte le opere. Quindi abbiamo le 3 varianti che voi conoscete benissimo, i lavori sono già stati appaltati, quindi sono partiti, che riguardano quelle di Tari, Valle e San Vito di Cadore. Non parlo dell'aumento di prezzi rispetto a quando siamo partiti alcuni anni fa, perché altrimenti anche là sarebbe da discuterne abbastanza, quindi questo è un problema che secondo me, per fortuna, insomma, il governo ci ha messo una pezza, ci ha messo una mano, ci ha messo il portafoglio, brutto da dire, per cercare di risolvere questa questione. C'è la pista da bob, c'è il tema poi del villaggio olimpico, c'è il tema poi anche di legacy del territorio, e noi sapete anche come provincia abbiamo cercato di portare avanti un po' l'idea del recupero del villaggio Exeni di Borca, che riteniamo, nonostante sia una struttura di proprietà privata, visto che il privato è disponibile a fare dei ragionamenti, a guardare come quella struttura come una delle opere da realizzare per mantenere, proprio come diceva giustamente l'assessore, la legacy, quindi un'opera che poi resta a vantaggio e beneficio dell'intero territorio per tutta una serie di utilizzi che noi proponiamo, ovviamente all'interno di un'idea che però è un'idea condivisa, mi pare, un po' da tutti. Quindi abbiamo questo tema, dobbiamo correre perché tutte le opere, ripeto, io ho visto, si rifanno le ferrovie, cioè il tema è questo.
Le Olimpiadi cosa hanno portato? Hanno portato sicuramente delle opere che mai forse si sarebbero realizzate se non ci fossero le Olimpiadi. Quindi partiamo comunque da questo presupposto. Le Olimpiadi sono il volano che ha mosso l'economia nella nostra provincia, nella parte della nostra provincia, la parte alta, e permette di portare a realizzare delle infrastrutture che, ripeto, secondo me mai si sarebbero realizzate. Questo è un aspetto estremamente positivo. Ora dobbiamo essere bravi a concretizzare queste opere nei tempi previsti. Sull'organizzazione delle gare non ho nessun dubbio, perché le capacità che Cortina ha dimostrato in questi anni, dalla Coppa del Mondo di sci alpino femminile a tutto il resto, su quello non ho dubbi, perché abbiamo una capacità straordinaria, certificata forse come la migliore anche del circo bianco a livello mondiale, quindi da questo punto di vista l'esperienza è forte. Però per arrivare pronti dobbiamo veramente adesso correre, pedalare e non perdere più tempo. Abbiamo poi due grandi opere, che sono la variante di Longarone e la variante di Cortina, che sono le grandi due opere per le Olimpiadi, e su queste anche lì adesso siamo, devo dire, dal punto di vista autorizzativo, soprattutto per quella di Longarone, ci stiamo avvicinando al buon punto, e quindi entro, mi auguro, alla fine dell'anno dovrebbe essere chiuso l'iter autorizzativo e già l'appalto dell'opera entro la primavera del prossimo anno, e quindi una parte di quella variante dovrebbe essere realizzata in tempo per le Olimpiadi. Su Cortina anche qui una parte di tutto l'intervento che dovrebbe essere fatto. Questo secondo me è già comunque qualcosa di positivo, però è chiaro che, ripeto, forse gli obiettivi inizialmente erano diversi, c'è stato il Covid, sono tante le questioni da fare, forse sto parlando di cose che devo dire dopo all'interno del panel, esatto, quindi mi tace, magari possiamo questi temi parlarne più approfonditamente dopo, quindi io vi saluto e vi ringrazio dell'opportunità. Devo portare anche i saluti perché rappresento anche, immeritatamente, ma anche il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, che non è potuto intervenire e mi ha chiesto di portare i suoi saluti a tutti voi. Grazie. Grazie Padrino. Un saluto che già include molte delle cose di cui discuteremo, come diceva. Vado veloce, non possiamo evidentemente non ringraziare, visto che siamo in una struttura e nella casa della nostra Cortina, del comune di Cortina d'Ampezzo. C'è il vice sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, Roberta Andrà, qui, anche lei è una grande amica, che chiedo di essere con noi per un saluto. Grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti. È con un immenso piacere che vi do il benvenuto a Cortina e che ringrazio l'ANCE per aver organizzato il convegno di oggi pomeriggio. Saluto l'assessore regionale Corazzari, il presidente Padrin, e parlando di sottotitolo il valore sportivo, direi che è innegabile che le Olimpiadi siano la più grande, più alta manifestazione proprio del valore dello sport. Ma non solo il valore dello sport, ma tutti gli altri valori intrinseci all'evento olimpico vanno ben oltre a quello che è uno spettacolo sportivo. È per questo che l'Olimpiade al suo interno racchiude un grosso potenziale, e noi questo potenziale lo conosciamo molto bene, avendo ospitato 70 anni fa le precedenti Olimpiadi e conoscendo quello che sul territorio è stato portato dalle precedenti Olimpiadi. I giochi mettono in moto un complesso movimento organizzativo. Basta considerare che dal momento in cui si prepara la candidatura allo svolgimento dei giochi passa quasi un decennio, quindi un enorme e complesso movimento che ha proprio al suo interno, o forse uno degli aspetti più importanti, è quello della riqualificazione o costruzione di infrastrutture sportive e non di riqualificazione alberghiera, che riguarda sia l'istituzione che i privati. In questo ambito anche Cortina, con gli interventi che verranno fatti, con la riqualificazione delle strutture alberghiere, con la messa a posto di diverse situazioni ferme da anni, vedrà cambiare nei prossimi anni il suo profilo urbanistico e architettonico, e parlando di valori, tutto ciò verrà fatto in un'ottica assolutamente di tutela del territorio e di sua valorizzazione.
E da qui passo al secondo sottotitolo, la crescita sociale del territorio, perché tutto ciò dovrà essere quello che sul territorio rimane e la valorizzazione architettonica e urbanistica porterà, questo ci auguriamo, questa rinascita che tutti si augurano e che auspichiamo proprio nell'evento olimpico. L'ultima cosa, e concludo, vorrei dire che le Olimpiadi non sono di Milano e Cortina, non sono della provincia di Belluno, non sono della regione Veneto né della Lombardia, ma sono dell'Italia. Le Olimpiadi sono delle italiane e stanno stimolando in questo senso tanti dibattiti, tanti eventi, convegni, eccetera, sia qui a Cortina che su tutto il resto del territorio. Ecco, io quello che mi auguro è che questi appuntamenti non siano solo il modo di mettere una bandierina di presenza sull'evento olimpico, ma siccome siete costruttori vorrei pensare che siano tutti dei piccoli mattoncini costruttivi che portino a una sinergia fra attività produttive, istituzione, ma che lasciano poi sul territorio il reale beneficio per il quale insomma tutti quanti stiamo lavorando. Auguro a tutti un buon lavoro. Grazie, è verissimo quello che diceva il Vice Sindaco e anche possiamo notare da Cortinesi, da Pezzani, quanto questi momenti di dibattito pubblico siano tanto preziosi quanto anche, eppure mancando ormai relativamente poco tempo alle Olimpiadi, anche relativamente rari. Bisogna dare atto ad Ance Veneto e a questa bella platea che abbiamo e a tutti voi, perché questo dibattito è un dibattito che serve come tutti per Cortina e per noi come comunità per crescere. A questo punto, prima di iniziare con il primo intervento di relazione scientifica, un saluto importante è quello del presidente uscente di Ance Veneto, Paolo Chiotti, al quale chiedo anche a lui la brevità, visto che poi dopo ovviamente sarà coinvolto anche per il dibattito complessivo in forma di tavola rotonda. Ma intanto, Presidente, prego, a lei la parola. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo momento di incontro, di approfondimento e di riflessione che abbiamo voluto organizzare qua a Cortina, Regina delle Dolomiti, che è inserita nel nostro patrimonio UNESCO in occasione del futuro evento delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi del 26. Ance Veneto, assieme alle altre rappresentanze presenti, ha attribuito il valore sportivo delle Olimpiadi l'occasione per la crescita sociale del territorio, che andrà oltre l'evento del 2026, ospitato da Cortina, dalla provincia di Belluno e dalle Dolomiti Venete. Noi come Veneti siamo prima a livello nazionale quanto riguarda l'attività turistica, siamo pronti a livello europeo e vorremmo con questo nostro Olimpiadi giungere al podio al terzo posto. È un'ambizione che probabilmente sarebbe un obiettivo, secondo noi, legato agli interventi infrastrutturali in senso generale, oltre all'urgenza della progettazione e della realizzazione, in quanto rappresentano un nuovo punto di partenza per lo sviluppo sociale e territoriale del decennio successivo. Ritengo siano poi queste le vere opere essenziali e indifferibili. E questa è la grande potenzialità di un evento sportivo globale come i Giochi Olimpici in termini di sviluppo del territorio montano e veneto. Da qui l'evento odierno, che sarà utile per fare il punto della situazione circa gli interventi programmati e la modalità di massimizzare le ricadute in termini economici, sociali, urbanistici della manifestazione. Ne parleremo poi nella tavola rotonda con Francesco Chiamulera, Enzo Micheli che approfondirà gli effetti socio-urbanistici delle Olimpiadi, il professore dell'UIUR, e con un ricercatore rappresentante di Lanca e Luca Romano. Assieme poi al Presidente della Provincia Roberto Quadrini e nella mia persona. A seguito dell'evento alle ore 18 ci sarà poi l'incontro organizzato con la montagna di libri relativamente al libro scritto nel ghiaccio, l'Antartide del Dolomiti. Ma una considerazione volevo fare io. Spesso le leggi urbanistiche, proprio per aprire un po' i giochi, no? Si riferiscono alle città, hanno come riferimento i progetti, hanno come riferimento i cantieri. Non dobbiamo però dimenticare che le leggi urbanistiche sono poi riferite a chi? Agli uomini che vivono in queste città. E allora probabilmente credo sia anche
importante capire che queste leggi dovrebbero avere un'anima, dovrebbero avere un sentimento, perché gli uomini che vivono nelle città sono differenti. E io credo che in effetti il benessere non passi solo attraverso quello che è il PIL, no? Come spesso si sente, ma attraverso un benessere che è un qualcosa di più. Allora io credo che abbiamo un dovere come uomini, come veneti, ma in generale, proprio come esseri viventi su questa terra, che è quella di vivere nel rispetto del nostro ambiente e di vivere con un sentimento che va al di là di quello che è l'interesse, ma è quel sentimento che io chiamo amore, che io chiamo voler vivere bene nel nostro territorio. Io penso che sia poi questo che faccia veramente la differenza. Grazie. Grazie Presidente. Allora, prima del dibattito da seduti ci sono due interventi preziosi che sono veramente il cuore di questa giornata. Il primo, lo anticipava poco fa Paolo Ghiotti, è a cura di Ezio Uccelli, docente allo UAL di Venezia, ha per titolo Gli effetti socio-urbanistici delle Olimpiadi a Cortina, e io mi dispongo molto volentieri all'ascolto. Prego, professore. Grazie. Intanto un ringraziamento per questo invito, perché davvero mi ha fatto davvero molto piacere questo invito che mi ha spronato a riflettere insieme ad ANCE, con cui collaboro anche per tutt'altre dimensioni molto più tecniche, molto più legate ad aspetti operativi, per esempio legati alle dimensioni urbanistiche, agli scambi tra pubblico e privato. Invece su una dimensione che è legata a un tema, quello dell'impatto trasformativo nell'ambito della società, dei territori che sono investiti da questo importante progetto, da questo importante evento che è quello delle Olimpiadi. Allora parto facendo una considerazione, che ormai sono ormai 13 anni che il tema delle Olimpiadi si salda con quello della sostenibilità. È da Vancouver, proprio un'Olimpiade invernale, che si ragiona intorno al concetto di eventi che abbiano un potenziale trasformativo nella cornice della sostenibilità. E questo è, io credo, ormai un fatto acquisito, se noi prendiamo tutta la documentazione che riguarda il percorso trasformativo che le Olimpiadi, i Giochi Olimpici invernali determinano sui territori, è ripreso a ogni capoverso che deve stare il tutto entro la cornice della sostenibilità. Allora provo a riprendere questo venerdì pomeriggio facendo una considerazione spigolosa. Dietro alla parola sostenibilità, dietro alla cornice della sostenibilità, dietro a questa facciata che per noi prevede sostanzialmente l'unanimità, si rivelano essere posizioni molto diverse, molto diverse. Allora forse è utile sottolineare, perché quando considero il tema della sostenibilità mi capita di incontrare persone che enfatizzano esclusivamente un rapporto equilibrato con il contesto naturale. Mi capita di leggere anche proprio rispetto al tema delle Olimpiadi che il tema della sostenibilità è per esempio il riciclo della plastica e realizzare i podi attraverso materiali di riuso. Ecco, mi capita di considerare eventualmente un rapporto equilibrato tra ambiente e sviluppo economico. Molto raramente, e qui devo dire, do ampiamente il applauso all'assessore regionale per aver introdotto il tema della legacy, si considera quello che è per esempio un lascito in termini per esempio di impatto sociale. Ora, è interessante considerare questa dimensione su cui proprio sono stato richiesto di essere maggiormente attento, perché in realtà, ripeto, noi non la troviamo ampiamente considerata. È utile e interessante considerare questo aspetto a Cortina. Allora vi propongo di considerare questo tema proprio a Cortina come, forse in modo paradossale, un tema che riflette dimensioni che sono proprio del nostro paese. Nel nostro paese noi abbiamo assistito evidentemente a un processo di concentrazione dei processi della ricchezza e del benessere che immagino soprattutto i costruttori conoscono benissimo. I valori immobiliari, che sono un tema su cui tutti voi conoscete, di cui conoscete le dinamiche e le tendenze, hanno una sola città, questo paese, in cui sono cresciuti di 40-50 punti percentuali nel corso degli ultimi 10 anni. Questa città è Milano, non in nessun altro luogo del nostro paese.
Questo è un processo di concentrazione, ed è un processo di concentrazione quello che ha anche la città di Cortina con riferimento al suo territorio. Se noi prendiamo la carta della SNAI, la Strategia Nazionale delle Aree Interne, troviamo che le Dolomiti friulane, il territorio del Bellunese, ahimè, sono tutte dentro il perimetro di aree che consideriamo aree interne, aree con difficoltà, aree che per esempio hanno una struttura demografica particolarmente compromessa. Già il nostro paese anziano, la media 46,5 anni, consideriamo la provincia di Belluno, sfondiamo molto in là questo dato già peraltro importante. Ecco, il caso di Cortina, che voi nella strategia delle aree interne trovate ovviamente esclusa da questo contesto di disagio, è un caso di evidente polarizzazione del benessere della ricchezza. Allora su questo possiamo iniziare a costruire un ragionamento, perché il processo di polarizzazione non aiuta, per esempio, un ragionamento sulla ricchezza che diventa fattore inclusivo, che diventa dimensione che ci tiene insieme. Possiamo ritenere questo un aspetto irrilevante della nostra vita, possiamo invece iniziare a considerarlo come elemento che ci aiuta a crescere in modo più equilibrato e sostenibile nel medio-lungo periodo. Possiamo iniziare a pensare che la crescita sia fatta di una dimensione inclusiva, non è semplicemente il processo redistributivo con cui dividiamo, ma la ricchezza ha come premessa una riflessione sul modo di stare insieme in termini maggiormente inclusivi. Lo segnalo perché questo ragionamento ormai è passato a livello internazionale con una sigla che molti di voi conosceranno già, ma altri magari no, perché non sanno, cioè non fanno parte di questo ambito della vita economica, ma con l'acronimo ESG, noi abbiamo, non è solo il problema dell'ambiente, non è solo un problema di governance, ma è anche un problema sociale. La ricchezza o è inclusiva o non è. Nel lungo periodo noi dobbiamo davvero sforzarci di pensare a meccanismi che hanno a che fare con un capitale sociale di maggiore ampiezza che ci permette di guardare a un diverso modo con cui organizzare il nostro percorso di sviluppo complessivo. Qua non posso che aderire anche alle parole molto belle che il presidente uscente di ANCE Veneto ha detto in conclusione del suo intervento. Ebbene, come immaginare un percorso che dia valore alla legacy evocata dall'assessore Corazzari? Come immaginare che parte del 1,5 miliardi di euro di questa importante occasione di investimento per il territorio possa atterrare su una dimensione ricca da un punto di vista sociale? Allora, faccio 3 esempi con tutte le cautele del caso, perché immagino che i territori ci abbiano già pensato, abbiano già fatto le loro riflessioni, ma da esterno, da persona che giunge qui e ha semplicemente letto i numeri, conosce un po' le dinamiche dei nostri territori, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Il primo è legato al tema della casa. Allora, abbiamo visto in questi mesi come a Milano sia difficilissimo trovare case. Abbiamo visto in servizi televisivi, in reportage. Ecco, non credo che oggi il problema sia tanto diverso se faccio il maestro elementare, se faccio il pompiere, se faccio il cameriere in una delle strutture di Cortina. Allora, immaginare per esempio che esista un'offerta di housing, a Milano la chiamano l'offerta di housing sociale, che permetta per esempio una residenzialità anche per fasce sociali che non necessariamente sono quelle più fortunate e favorite, diventa un elemento che può sicuramente arricchire il tema di una ricchezza che diventa inclusiva. Un secondo punto lo faccio con il welfare di comunità. Abbiamo detto che si tratta evidentemente di un territorio dalla piramide di età ampiamente spostata verso le fasce più mature della popolazione. Abbiamo immaginato presidi di comunità, possiamo immaginare un welfare pensato per territori in cui non possiamo ovviamente prefigurare, di cui non possiamo immaginare il ringiovanimento in tempi brevissimi. Siamo in grado di essere capaci di innovazione sociale anche in questo ambito? Ecco, credo che parte delle strutture che stiamo realizzando nell'ambito di una sfida così importante come le Olimpiadi del 2026 potrebbero essere dedicate a uno sforzo, a una riflessione in questa dimensione. Il
tema dello sviluppo, il tema della competitività sono stati precedentemente sollevati e nella società e nell'economia della conoscenza non c'è altro modo che pensare alle infrastrutture della conoscenza, e quindi alle scuole, ai luoghi della formazione. Senza quelli si va da nessuna parte. Ora, se dobbiamo iniziare a pensare a un rafforzamento del capitale umano, dobbiamo pensare luoghi di formazione che siano davvero capaci di aderire a quelle che sono le caratteristiche e le dimensioni peculiari di questo territorio, e credo che anche su questo, proprio al fine di rafforzare il capitale umano che non può che essere rinvigorito all'interno di questo territorio, ecco, di nuovo qui troviamo una sfida per pensare concretamente la legacy per il dopo Olimpiadi. Ecco, vorrei sottolineare il tema della scala, perché ho sentito parole molto interessanti dal presidente di ANCE Belluno, dalla vice sindaca. Qui non stiamo parlando solo di Cortina, di una comunità che se non erro fa 6.000 anime, ma pensiamo anche a un ambito più vasto che potrebbe essere ampiamente coinvolto, e credo che ogni giorno ragioniamo sulle dimensioni metropolitane, ogni giorno ci sforziamo di immaginare i confini di territori che ovviamente travalicano spesso i confini di comuni che oggi non rappresentano più realtà chiuse e autodeterminate, ma sono parti di più ampi territori. Ecco, forse l'occasione anche per pensare a una dimensione collaborativa tra diversi comuni, tra diversi livelli istituzionali, proprio perché, come è stato detto, queste possono diventare le Olimpiadi sicuramente di Cortina, ma anche di territori più vasti. Ecco, qual è la prospettiva in gioco? Io vorrei sottolineare una prospettiva che mi è cara. Abbiamo conosciuto in questi anni la crescita dei luoghi che sono capaci di produrre idee, di produrre conoscenze innovative. I contesti metropolitani nel nostro paese, ma anche in tutta Europa, in ambito internazionale, sono quelli più favoriti. C'è niente da fare. Non c'è statistica, non c'è indagine, non c'è lettura delle geografie, delle economie dei nostri territori che non ci dicano che alla fine a vincere sono i grandi poli metropolitani. Ecco, mi sembra che qui invece siamo di fronte a una possibile sfida che dobbiamo accettare, perché il nostro paese, la nostra regione, sono invece fatti di territori al plurale, non solo metropoli, ma tanti territori dalle caratteristiche vaste e differenziate, in cui sfidare questa tendenza e immaginare come sia possibile considerare, io credo assai utilmente, una dimensione di crescita all'esterno, fuori dai perimetri che convenzionalmente consideriamo essere i motori della crescita. Credo che questa potrebbe essere una sfida, reimmaginare luoghi inclusivi, attrattivi, capaci di tenere insieme la dimensione ambientale, la dimensione sociale e sviluppo economico e crescita economica, renderebbe potentemente attrattivo anche un territorio come questo. Allora si dirà vast programma, l'ho già sentita, l'abbiamo già vista. Allora qua, quando mi guardano con l'aria un po' come dire sì, ma questa è captazio benevolenza e non si va da nessuna parte con questo tipo di ragionamenti, bisogna tutti trasferirsi a Milano oppure a Amsterdam oppure a Londra, mi permetto di obiettare che a poche decine di chilometri da qua abbiamo un paio di province autonome, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, che nell'ambito della crescita sono assolutamente al pari di molti altri motori internazionali della crescita, hanno una capacità attrattiva sotto il profilo demografico che non ha confronto con l'arco alpino, e dunque francamente non è che queste battaglie sono perse in partenza, bisogna semplicemente saperle giocare, avere capacità inventiva, essere in grado di costruire un'idea di sviluppo, ritorno alle parole del Presidente uscente, che tengano insieme le dimensioni della creazione di ricchezza, imprescindibile, ma tengano anche insieme nuove dimensioni che, per esempio, le nuove generazioni considerano essere centrali. La dimensione della inclusività, la dimensione della capacità di costruire, uso termini dell'economista, capitale sociale e capitale umano simultaneamente. Concludo con una riflessione su questo consesso, quello dell'ANCE, perché qualcuno potrebbe dire sì, ma che cosa resta a noi? Noi siamo soggetti che costruiscono, che fanno,
che mettono vicino le cose per trasformare il mondo che ci sta intorno. Ecco, credo che l'idea di una dimensione tutta autocentrata sia superata dal fatto che avete voluto questo convegno. E credo che in questo ci sia una consapevolezza del fatto che le costruzioni sono parte di un sistema più vasto e che dunque sia assolutamente necessario pensare un settore dentro schemi più vasti e ampi. Ecco, io penso che su questo ci sia un punto assolutamente meritorio da parte dell'associazione, che inizia a pensare la propria dinamica di sviluppo dentro quadri più ampi, capaci di ridare tutta l'autorevolezza, tutto il merito, tutta la dignità, tutto l'onore che è proprio delle costruzioni. Per anni, quando ho parlato con amici del settore, con persone che lavorano all'interno anche del mondo associativo, ho sentito anche il fastidio di essere chiamati cementificatori, costruttori, quelli che vogliono sempre costruire. Ecco, qui ritorniamo a pensare che la trasformazione dell'ambiente fisico che ci sta intorno è funzionale a un'idea che condividiamo di sviluppo, è funzionale a un modo di pensare la società e l'economia di cui l'ambiente costruito è una parte imprescindibile. Noi immaginiamo il nostro futuro nello spazio e i costruttori trasformano lo spazio dentro una visione che riteniamo essere quella socialmente, economicamente desiderabile. Non più una dimensione autonoma, scissa, separata, ma una dimensione del costruire che inizia a essere davvero parte di una visione più ampia e vasta. Spero che, se poi lo vorrà, ANCE potrà portare avanti con un tavolo dedicato questa riflessione, ma io credo che sia già assolutamente meritorio questo appuntamento che avete immaginato e vi sono grato per poter aver riflettuto con voi su questi temi. Vi ringrazio. Grazie Enzo Lucelli. Abbiamo adesso un altro intervento prima della nostra tavola rotonda. Sono veramente curioso dopo queste riflessioni che sono state fatte a mo' di cornice rispetto al nostro dibattito che faremo e che già iniziano a introdurre dei temi. Sono molto curioso di ascoltare il direttore di LAN, che è la Local Air Network, che è la società di ricerca e consulenza basata a Padova, Luca Romano, che ci parla di impatto economico territoriale delle Olimpiadi in Veneto. Grazie. Mi associo alla gratitudine di Ezio Lucelli di avere avuto da ANCE Veneto l'incarico di fare questo studio del quadro conoscitivo di impatto delle Olimpiadi di Milano Cortina, perché in questo modo ANCE ha onorato una capacità di guardare oltre le mura delle aziende e dentro ai propri uffici, diciamo, oltre la logica importantissima ma non esaustiva dell'appalto a costruire come, diciamo, elemento esclusivo dei propri interessi. Guardando fuori ne è risultato un quadro che, come vedete, è molto variegato e molto vivace e aggiunge molti numeri e conforta con molte cifre e percentuali i ragionamenti che abbiamo appena sentito dal professor Micelli e ci mette nelle condizioni, speriamo dopo questo convegno, di considerarlo un inizio per un percorso di condivisione di una serie di elaborazioni assolutamente fondamentali in quei versanti che sono stati citati: l'economia, il sociale e l'ambiente.
Le Olimpiadi vengono vinte nel 2019, non si... Nel 2019 la dichiarazione di vittoria il 24 giugno di quell'anno, e quindi pre-Covid, e la cosa più interessante è che nel dossier di candidatura esistono già tutta una serie di contenuti che ci permettono di mettere su basi solide i discorsi che sono stati affrontati finora, nel senso che è lo stesso CIO che sotto il profilo operativo e finanziario considera i Giochi Olimpici e Paralimpici un evento che deve liberare più valore per le città, diciamo, e i territori ospitanti sull'orizzonte a lungo termine. Quindi l'idea della durevolezza, della durata, della eredità, della legacy sono assolutamente centrali nella vittoria. Se noi consideriamo il dossier di candidatura, vi cito soltanto 3 esempi molto veloci per far vedere come il loro contenuto sociale, ambientale e economico sia assolutamente molto ampio e richieda lo sforzo e la sfida che stiamo qui discutendo. Allora, in primo luogo, per esempio nel dossier c'è scritto che uno degli obiettivi qualificanti è che tutti i bambini nati dopo il 2010 pratichino regolarmente sport, riciclino 3/4 dei rifiuti che producono, utilizzino solo mezzi di trasporto sostenibili e si avvalgano dello sport per comprendere la diversità culturale. Se noi pensiamo alla situazione data e all'ambizione di questo obiettivo, dovremmo rinunciare a dormire la notte, perché probabilmente non dico una cosa nuova, ma le nuove generazioni, soprattutto dopo il Covid, hanno aumentato il tasso di indifferenza all'attività sportiva. Non sta aumentando tra i bambini, ma sta diminuendo per anche l'uso diciamo precoce degli strumenti tecnologici, che è un elemento che complessivamente non aiuta nella vita all'aria aperta. Un obiettivo economico importante è stato citato già dal Presidente Viotti. La Regione Veneto oggi è classificata attualmente tra le prime 5 regioni turistiche europee. Con questi giochi ambisce a entrare nel gruppo delle prime 3. Significa qualche milione di turisti in più, quindi dobbiamo insomma pensarci e capire qual è la dimensione dell'ambizione. E poi, appunto, come è stato citato, una lotta, un contrasto a quello che già la Regione Veneto progetta in termini di riduzione dello spopolamento delle zone montane e di inversione dell'invecchiamento demografico che le sta interessando. Le infrastrutture previste sono mobilità sostenibile. La provincia di Bolzano già oggi possiede un sistema di trasporto pubblico tutto ecologico. Siamo pronti tra 3 anni a avere in provincia di Belluno un sistema similare, sarebbe importante. Copertura di banda larga, fibra ottica per favorire la nascita di nuove imprese, servizi digitali legati anche alla sanità e alla telemedicina per le popolazioni anziane che vivono in zone poco raggiungibili, servizi innovativi per i turisti che visitano le Dolomiti e il loro impareggiabile patrimonio naturale e culturale, accessibilità delle strutture per tutti. Questo scenario è sorretto da una governance, lo ricapitolo anche per spiegare una funzione che l'assessore Corazzari copre all'interno della governance, nel senso che oltre alla Fondazione Milano Cortina 2026, che si occupa dei giochi, quindi degli eventi, la società Simico
Infrastrutture Milano Cortina 2026, che si occupa delle infrastrutture. Noi abbiamo un terzo soggetto ed è la prima volta in assoluto che è stato istituito nel caso di un evento olimpico, che è il Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica. In questo forum, di cui per la Regione Veneto fa parte l'assessore Corazzari, si dovrà monitorare con strumenti scientifici che verranno verificati per un rating che riguarderà i giochi e il loro effettivo successo, la capacità di corrispondere a quegli obiettivi di sostenibilità che sono stati citati. È già successo, molto spesso si parla in termini molto positivi del caso delle Olimpiadi invernali ultime in Italia, che sono state quelle di Torino nel 2006. La Banca d'Italia ha predisposto uno studio nel quale ha mostrato che dal punto di vista dell'impatto successivo delle Olimpiadi del 2006 noi abbiamo per Torino un solo indicatore veramente positivo, ed è il fatto che l'immagine della città complessivamente è stata finalmente caratterizzata anche sul lato turistico. Torino prima del 2006 era una città di fabbriche, di inquinamento, di Fiat, di un certo grigiore complessivo, che non era assolutamente un'icona trasferibile al turismo. Dopo le Olimpiadi effettivamente questa immagine è cambiata e alcuni flussi tuttora permangono. Però per altri valore aggiunto pro capite, tasso di occupazione, apertura agli scambi commerciali, valore complessivo degli immobili, noi non abbiamo avuto una trasformazione con l'eredità che si poteva sperare. Le nostre Olimpiadi, quelle di cui stiamo parlando, la previsione è che abbiano un valore aggiunto proprio sull'area veneta di oltre 800 milioni di euro e che producano quasi 14.000 posti di lavoro. Questi conti sono stati fatti prima dei recenti rincari, però diciamo che l'idea sostanzialmente dal punto di vista economico è che l'evento sarà un evento che chiuderà i conti in attivo. Si è parlato appunto del territorio. Il territorio che accoglie le Olimpiadi come un territorio che deve beneficiare del picco turistico legato a febbraio 2026, ma che necessariamente deve preparare le infrastrutture, l'accoglienza, la residenzialità, i servizi, in modo tale che l'evento si svolga nelle modalità più eccellenti possibili e successivamente se ne abbia anche un'eredità complessivamente sostenibile e positiva per gli anni successivi. Allora oggi la provincia di Belluno, per esempio, è provincia leader non solo in Veneto ma anche fuori del Veneto per la percentuale di abitazioni non occupate e per la percentuale di abitazioni ogni 100 residenti, molto superiore alla media veneta, con delle punte veramente impressionanti, che sono, diciamo così, due indicatori. Tante case vuote significa da un lato spopolamento, ma dall'altro lato significa tanto turismo, perché è evidente che c'è anche questa componente. Quindi un primo punto è quello che qui non c'è un problema di costruire ex novo, di costruire nuove case, ma c'è un grande tema di rigenerazione e riqualificazione. E su questo l'ANCE, poi lo spiegherà anche meglio il Presidente, ha intenzione di elaborare un modello attraverso cui selezionare delle contrade in cui i comuni si facciano avanti per mostrare dei recuperi che siano, diciamo così, sostenibili 100%, e quindi uso del legno, energie rinnovabili, uso dell'acqua e quant'altro.
Come si è costruito nella provincia negli ultimi 10 anni? Questa tabella è molto interessante perché mostra che tutte le funzioni che sono più ridotte rispetto a 10 anni fa sono quelle relative alla vita del territorio, e quindi diminuzione di edifici pubblici, diminuzione di negozi e botteghe, diminuzione di laboratori artigiani e anche, seppur in modo estremamente ridotto, diminuzione di alberghi e pensioni. Aumentano invece depositi, magazzini e opifici, e soprattutto immobili con funzioni particolari. Questo significa che dal punto di vista immobiliare, rispetto anche al dato che dava Micheli, che adesso vediamo stilizzato, la dinamica attuale, la dinamica immobiliare attuale è una dinamica che premia quasi esclusivamente il mercato residenziale con funzioni turistiche. Ma se noi dovessimo pensare a tutte le funzioni sociali e economiche che sono state prima richiamate, quindi attrazione di giovani, ritorno di emigrati, apertura di nuove imprese, uso di abitazioni con funzioni abitative per quei 14.000 lavoratori che dovranno servire i turisti e gli atleti durante le Olimpiadi, dobbiamo pensare che non hanno un mercato immobiliare efficiente, hanno un mercato marginale. E quindi sapete meglio di me quanto è difficile mettere le mani su una dinamica di questa complessità. Se vediamo i valori immobiliari, questa tabella è veramente impressionante perché conferma quello che diceva prima il relatore. Noi abbiamo a Valle del Boite, quindi Cortina, il valore immobiliare medio a metro quadrato tocca i 2.639 euro, che è un valore che penso effettivamente solo Milano sia, diciamo, paragonabile e superiore, mentre vedete che ci sono delle zone della provincia che hanno un valore che a malapena arriva a un quarto di quello della Valle del Boite. Questo significa che la volontà di spalmare il più possibile sul territorio i benefici di una dinamica immobiliare con il volano dell'evento olimpico ha di fronte una situazione che è effettivamente molto molto polarizzata. La dinamica demografica se ne parla tantissimo, la popolazione persa dalla provincia negli ultimi 10 anni è oltre il 5%, di fronte alla media veneta dell'1%. Vedete in rosso ci sono alcuni comuni che hanno addirittura in 10 anni perso più del 20% degli abitanti. La previsione per i prossimi 10 anni di ulteriori 7.500 abitanti in meno. Non solo, diciamo, un problema demografico, devo fare proprio una parentesi velocissima su una questione specifica. L'aumento del numero di anziani nella provincia di Belluno è un aumento quantitativo costante che indubbiamente continuerà nei prossimi 2 decenni a tassi piuttosto sostenuti. È il più alto del Veneto, è uno dei più alti dell'arco alpino, è sicuramente un tema. Ma come ricercatore, quello di cui stiamo facendo esperienza con delle ricerche sul campo specifiche, una in corso in Valle di Zoldo, è che il problema degli anziani è oggi, diciamo così, raddoppiato dal fatto che anno dopo anno aumentano gli spostamenti dei familiari degli anziani in zone più lontane da quelle originali. Cioè, non solo aumentano quantitativamente gli anziani in questa provincia, ma ogni anno aumentano di molto gli anziani che si trovano soli, cioè più distanti dai familiari che possono assisterli. E
questo è il problema sociale più grosso che, diciamo, l'invecchiamento si porta dietro. Il movimento turistico in provincia di Belluno, e qui vado a chiudere, è un movimento che ha recuperato molto nel 2022 rispetto al 2021, ma non ancora abbastanza da compensare l'arretramento nell'anno Covid, e quindi è ancora leggermente indietro rispetto, leggermente non tanto, insomma, in termini di presenza il 9,3% in meno dell'anno pre-Covid 2019. Quali sono diciamo, gli spunti che da questo tipo di analisi si possono trarre rispetto anche alle azioni da intraprendere? Allora, noi abbiamo riassunte 3 per diciamo, dare anche una solidità a un percorso post-convegno in cui l'ANCE, insomma, si pone come elemento di collaborazione con le istituzioni e le altre forze economiche. Infrastrutture stradali, fibra ottica, impiantistica sportiva, strutture ricettive, l'abbiamo sentito prima da Roberto Padrin, c'è un problema di monitoraggio e c'è anche da chiedersi se la lezione dell'Expo di Milano non sia servita a insegnarci anche che a tempi ridotti bisogna prendere delle decisioni straordinarie. Io oggi sono venuto su da Longarone, uscita dall'autostrada, qui francamente mi chiedo come si può, insomma, andare alle Olimpiadi con un tracciato, e mi chiedo se in meno di 3 anni non sia il caso, come appunto ho sentito in riunioni dell'ANCI in cui discutevamo del problema, non solo commissariare queste opere, ma anche, diciamo così, creare una rete di imprese che magari a livello internazionale sa come fare questi lavori in tempi dati. L'azione numero 2 è importantissima, cioè gli interventi di rigenerazione territoriale sparsa sono molto complicati dal punto di vista della fattibilità economica. Quindi ci vuole una regia sulla fattibilità e soprattutto per recuperare residenza per giovani giovani strani che di venisse voglia prima delle Olimpiadi di ritrasferirsi qui per fare dei lavori interessanti in un posto bello. Ci vogliono anche degli strumenti che non possono essere quelli della ordinarissima amministrazione. L'altro giorno in un incontro dell'ANCE a Treviso con i sindaci, il presidente di Federalberghi secondo me ha tirato fuori una questione fondamentale, cioè che al netto delle stagioni turistiche, che qui significa inverno e estate, non solo una, i tempi per governare le strutture sono ridotti a 15 mesi. E lui proponeva di aprire lo chiamava sportello unico straordinario con gestione commissariale, perché in 15 mesi un albergatore sia nelle condizioni di fare questi lavori. L'ultima azione che proponiamo di portare avanti è quella di utilizzare questo periodo per sperimentare nell'ambito dell'economia verde di montagna una inedita cooperazione pubblico-privato che ci permetta di ottimizzare in questo territorio interventi, per esempio, che riguardino quello che è successo l'altro giorno, cioè una specie di nuovo vaia nelle foreste. No? Oggi noi abbiamo in questo territorio una filiera del legno importante che, a fronte anche dei fenomeni meteo devastanti che vengono avanti, mostra sempre di più l'importanza di legare strategie di forestazione compatibili con il nuovo contesto meteo, che siano però diciamo così, gestibili da un'economia del legno che da un primo trattamento passi poi alla riutilizzazione nei metodi della bioedilizia, in modo da costruire un territorio ampiamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Ecco.
vuole insomma rivestiti di un po' di numeri, ma è importante insomma mostrare l'importanza, no, di calare i ragionamenti anche su dati e cifre e tempi, anche perché nella logica della sostenibilità, questo insomma è un po' un vezzo che bisogna trasferire anche a livello politico e istituzionale. Questi numeri poi diventano l'elemento ex ante su cui parametrare tutta l'attività di monitoraggio sulla corrispondenza di quello che si farà per le Olimpiadi con i proclami di cui abbiamo riempito i documenti di carta. Vi ringrazio. Grazie Luca Romano, al quale chiedo di molto per questa relazione, al quale chiedo di restare qui, e chiamo qui con noi anche Paolo Ghiotti, presidente di Acce Veneto, e Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, per un ulteriore giro di conversazione prima poi dell'intervento di Carlo Barbati tra un'ora. Prego, se volete accomodarvi alle Grazie. Allora, abbiamo un sacco di temi che per fortuna, tra l'altro, l'intervento così esauriente di Luca Romano, dopo quello di Ezio Micheli, hanno enucleato e abbiamo potuto vedere. Quando dice scusate che si è inondato di cifre, dico grazie invece, perché in sala c'è anche qualche amico cortinese a Pezzano, sono cose che aiutano anche a inquadrare da cortinesi, no? Quello che sta per accadere su questo nostro territorio. Poi allargheremo, come sapete, tra un'ora il campo a un tema più grande, che è quello dell'ambiente che cambia intorno a noi, altra variabile che non poteva stare nelle slide di Luca Romano, inevitabilmente. Cosa succede alle nostre estati che non assomigliano più proprio sempre delle estati, o a volte assomigliano troppo, e ai nostri inverni, nei quali la neve c'è per ora, anche ovviamente è un'altra sfida. Ma di questo parliamo tra un'ora. Intanto io parlo a voi che siete costruttori innanzitutto, sapendo anche tra l'altro della veramente buona volontà intellettuale di allargare il campo insieme a noi rispetto a quello che è la vostra sola attività, e inizierei con Paolo Ghiotti questa breve chiacchierata, abbiamo circa mezz'ora di tempo, per chiedere a Paolo Ghiotti innanzitutto quali sono le preoccupazioni del settore edile rispetto alla realizzazione delle opere inerenti alle Olimpiadi, complessive, e anche un po' appunto da questo punto di vista anche alle cose che abbiamo appena visto con l'intervento di Luca Romano, Presidente. Non c'è soltanto evidentemente la riqualificazione dell'edilizia esistente e del patrimonio edilizio che c'è nell'alta provincia di Belluno, ci sono le opere sulle quali ci mettiamo in viaggio tutti i giorni. Dopo avremo modo di chiedere a Roberto Padrini anche meglio che punto siamo collegati a Longarone e a Cortina. È chiaro e evidente che però tutto questo coinvolge delle competenze che sono un po' esorbitanti rispetto a quelle di, non parliamo neanche di sottoscritto, diciamo di voi tre qui come oggi, però è chiaro che voi come costruttori avete delle sfide e degli ostacoli e anche dei problemi che vedete all'orizzonte di qui a 2 anni. Quali sono? Allora, io partirei con una considerazione che probabilmente ci aiuta anche ad essere positivi. Se partiamo con l'idea che difficilmente possiamo risolvere i problemi, sicuramente non li risolviamo. Allora questa è una considerazione che ritengo importante, che però deve essere sicuramente parallelata da una certa coscienza, no? Perché finita lì sarebbe sicuramente insufficiente. Certo, 1000 giorni mancano all'inizio delle nostre Olimpiadi ed è, come diceva giustamente l'amico presidente del Belluno Paolo, i giorni, i momenti vanno avanti, no? Inderogabilmente proprio continuano a passare. Quindi è ovvio che fin da subito noi dobbiamo rimboccarci le maniche, le preoccupazioni ci sono, perché oltretutto non sono neanche 1000 giorni, perché probabilmente anche qua a Cortina piove, anche a Cortina nevica, e quindi i giorni di calendario non sono poi quei giorni effettivi che servono agli imprenditori per eseguire le opere. Gli imprenditori si sa perché ahimè non sono dei venditori di banane o di arance che le smontano da un camioncino e le vendono perché le hanno lì. Noi le dobbiamo fare fabbricati mattone dopo mattone, no? E quindi è ovvio che quell'attimo di preoccupazione ci sia. Allora non vorremmo neanche, come dicevo prima, perdere questo primato che ci potrebbe veramente con tanta soddisfazione vederci se arriviamo insomma a dare soddisfazione
insieme possiamo sicuramente fare tante belle cose. Allora, è ovvio che che tutto questo succeda ci devono sicuramente essere dei progetti che siano attendibili, che siano chiari, che siano eseguibili. Questo è un primo problema che deve ovviamente essere risolto. Dopo di questo ci dovrebbe anche essere l'opportunità da parte di tutti quegli imprenditori che devono eseguire le gare, l'opportunità di acquisirle con dei prezzi che siano corretti, perché molto spesso questi progetti surgono a valutazioni fatte non tanti anni fa, basta parlare di un anno e mezzo fa, perché da allora adesso le cose sono cambiate di molto, ahimè i prezzi sono cambiati e che chi se ne dica, vorrei che fosse chiaro una volta per tutti, la speculazione non fa capo all'impresa. Noi ahimè siamo solamente degli operatori che devono mettere in opera del rame che è aumentato dell'80%, del ferro in determinati momenti sono aumentati del 100%, legname e così via. E quindi ahimè su di noi ricade questa difficoltà di essere, non dico credibili, ma di trovare l'opportunità di fare le opere addirittura guadagnando, perché molto spesso tutti questi argomenti non vengono del tutto compensati. E quindi ecco, un'altra attenzione la dobbiamo avere su tutte quelle che sono quelle opere che devono essere appaltate con dei prezzi corretti. E poi c'è un'altra bella cosa, probabilmente il codice degli appalti ci sta aiutando perché sta dando fiducia alle imprese, sta dando fiducia ai sindaci, sta dando fiducia ai gruppi. Cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente c'è l'opportunità di essere più attenti a quelle che sono le imprese locali. E io credo che, senza nulla togliere le altre, ma un'impresa locale, uno che di Belluno lavora su Belluno, ci tenga particolarmente a fare bella figura. Ci pensi 2 volte a non fare delle porcherie o trovare di che dire, no? E quindi ecco, questa opportunità di far lavorare le imprese del nostro territorio, sul nostro territorio, perché questo è, oltre che PIL, è un benessere sociale, perché se noi creiamo ricchezza nei nostri paesi e le riversiamo nei nostri paesi, probabilmente questa ricchezza va bene un pochino a tutti. E poi ecco, io credo che gli italiani abbiano questa grande capacità. Io spesso dico che noi impariamo a nuotare non quando l'acqua tocca il lato inferiore, ma quando arriva sotto il naso. E ci ha dimostrato Expo, noi siamo arrivati direi qualche mese prima dell'apertura di Expo e ancora molte, tante cose. Diciamo anche qualche settimana, si è riprodotto. Sì, tenendo presente che Expo parla di un investimento di 4 miliardi e 7 contro gli 1,2, 1,5 delle nostre Olimpiadi, e tenendo presente che Expo è stato, nonostante il fatto che sia stato in quel complesso molto riciclato, bella con questa attenzione, no? I cementi che erano stati usati, che assorbono l'anidride carbonica, capannoni che sono stati demoliti, cioè smontati, non demoliti, e portati altrove. Expo ha fatto 700 milioni di biglietti. Qua parliamo di un'Olimpiade che costa 1,5 miliardi e mi sembrava sentire che Luca giustamente diceva che probabilmente abbiamo introiti milioni. Con queste aspettative noi non possiamo perdere questa opportunità, no? È ovvio che dobbiamo imboccarci le maniche e partire fin da subito. Insomma. Molto d'accordo, grazie. Altri numeri. Roberto, da una parte questa, Presidente, una buona notizia anche sul piano sia della ricaduta economica, ma anche effettivamente sul fatto che il tempo, il passato ci insegna che gli italiani arrivano all'ultimo ma arrivano. È un po' una grande consolazione che ci diamo, però, e ti vedo scuotere la testa, ma ti consegno anche le preoccupazioni che sono di chi sta qui, e di chi conosce il territorio e di chi sa che a partire dalla viabilità siamo indietro, molto indietro, troppo indietro. Come vedi il dibattito come si è strutturato fino adesso alla luce da una parte di questo, diciamo così, incoraggiamento e dall'altra delle paure che sono di tutti noi, cioè se dovessi rappresentare tutti quelli che non sono in questa sala, cioè il resto dei miei concittadini,
C'è un po' del naturale pessimismo dei montanari, che quello non passerà mai, però anche un po' di legittima paura. Che dici? Che mentre ascoltavo il Presidente mi sono passati in testa 100.000 idee e riflessioni da fare, perché questo è un tema veramente importante, perché io che ho avuto una grande fortuna di essere lì a Losanna quando il Presidente Bacca ha fatto uscire il nome Milano Cortina, ed ero convintissimo veramente che questa sarebbe stata una grande opportunità proprio di cambiamento e di stravolgimento in positivo di quello che poteva essere il nostro territorio. Allora, io sono un ottimista della montagna, non sicuramente un pessimista, però devo dire che qua sto vedendo delle cose che purtroppo mi lasciano molto perplesso. Allora, ne ho parlato prima, quindi non ripeto le stesse cose che ho detto prima, ma non possiamo pensare che dobbiamo realizzare 3 varianti per i mondiali del 2021 di Cortina e rischiamo che non siano pronte per le Olimpiadi del 2026. Allora qui c'è qualcosa che non quadra. Allora Luca, che ha fatto una bellissima analisi, dice dobbiamo nominare un commissario a modello Expo, ma qui c'è un commissario che è stato nominato, era stato nominato per i mondiali, è stato nominato qui. È chiaro che forse ci troviamo di fronte a infrastrutture diverse, perché un tema importante è quello che comunque bisogna realizzare delle opere fatte bene, perché questa è una premessa indiscutibile, che dopo non ci troviamo Però il mondo è cambiato, perché secondo me è cambiato anche per voi imprenditori. Cioè, io penso che uno dei grandi problemi sia trovare anche manodopera. Forse 10 anni fa, 15 anni fa, era l'ultimo dei problemi. Adesso è diventato un problema serio. Guardo il professore della nostra scuola di Sedico, che è un po' un fiore all'occhiello e che alcuni anni fa mi pungolava dicendo che non esalti mai, aiutami, perché questa è una scuola, aveva ragione lui, perché questa è una scuola che noi dobbiamo assolutamente cercare di esaltare il più possibile, perché la manodopera che Paolo e tutti voi imprenditori fate fatica a trovare deve partire da questa scuola. Quindi abbiamo un problema di formazione, di evitare che i nostri giovani finiscano tutti nelle fabbriche di occhiali. Lo dico con una bassissima voce, ma purtroppo io devo analizzare la realtà. Luca prima è stato spietato nei confronti della provincia di Belluno e da presidente dico, qualche magari responsabilità ce l'ho, quindi devo fare anch'io delle riflessioni. Però questi 2 o 3 temi sono fondamentali, perché poi quando si appalta un'opera e l'azienda, l'impresa la vince, poi la deve realizzare nei tempi che sono stabiliti. L'ho detto prima, le deadline di tutte le opere delle Olimpiadi scadono tra novembre e dicembre 2025. Queste sono le deadline. Cioè, voi sapete che se succede che non arriva un carico di ferro, non lo so, o di non so cosa succede. Sono convintissimo che noi abbiamo imprese bravissime, eccezionali, quelle del Bellunesi, io faccio il campanilista, le esalto sicuramente più delle altre, perché qui ce ne sono e le ho toccate con mano, quindi posso dirlo sinceramente che sono tutte in gamba. Però non è che Paolo va a fare lui i lavori tutti i giorni, lui guida, può essere un esempio, ma poi ha bisogno di manodopera qualificata, in grado di fare determinate opere. La situazione qual è? Allora, io ve l'ho detto un po' prima, adesso spero che sul discorso delle varianti si veramente velocizzi, però una valutazione di impatto ambientale per le varianti che vi ho detto prima. Io ricordo che si parla di circa 40 mesi ferme a livello autorizzativo. 40 mesi. Allora, in Italia non possiamo andare avanti così. Quindi adesso c'è stato un decreto semplificazioni, le valutazioni di impatto ambientale hanno un massimo periodo di 8 mesi, insomma mi pare che si stia velocizzando questo, però purtroppo dopo il tempo si restringe. Quindi noi abbiamo adesso, io mi auguro veramente che entro quest'anno si chiuda tutto l'iter autorizzativo, poi sapete sono gare d'appalto complicate, possono andare verso ricorsi, insomma io mi auguro veramente che almeno una parte di queste 2 varianti vengano realizzate, perché sono fondamentali per la città di Cortina, che non può vedersi il camion passare in mezzo al centro per sempre, perché questo penso che sia estremamente negativo, e poi per Longarone, che tutti purtroppo conoscete il mio comune, perché io faccio anche il sindaco di Longarone, e ovviamente quando dico che sono sindaco di Longarone, oltre che a Ion, sono ricordato per le
nipoti interminabili che la gente fa partendo dalla montagna, e anche questo non è che il prossimo anno finirò di fare il sindaco, però me lo terrò sul groppone, almeno farò, spero di poter mettere entro il 9 giugno una pietra per dire io c'ero quel giorno e l'ho fatto. Ultima considerazione, non di poco, c'è un altro tema che però forse abbiamo sottovalutato e non abbiamo forse preso per le corna anche questo in tempo: gli alberghi. La ristrutturazione degli alberghi passa attraverso un percorso che non è semplice, e noi istituzioni che abbiamo delle responsabilità, anche noi autorizzative dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista poi edilizio, eccetera eccetera, abbiamo anche noi il nostro problema, che abbiamo poco personale, perché il poco personale che c'è nelle imprese è anche nel pubblico. Mentre una volta a lavorare nel pubblico era la vita risolta per sempre, avevo il posto pubblico, lasciamo stare il film di Checco Zalone, ma nel pubblico tu hai il posto pubblico e sei a posto per sempre. Qui adesso facciamo fatica a fare dei concorsi dove partecipa la gente. Siamo una provincia piccola, abbiamo limiti sicuramente, però questo è un problema serio, e quindi il tema degli alberghi lo dobbiamo affrontare, secondo me, attraverso un tavolo serio dove tutte le istituzioni si mettono attorno e insieme decidiamo una strada per far sì che i nostri albergatori possano intervenire prima delle Olimpiadi per fare le opere, perché altrimenti non riusciamo a fare il salto di qualità. Ecco perché poi ci troviamo sempre di fronte, abbiamo il nome Regina delle Dolomiti, Perla delle Dolomiti, però quelli che stanno vicino, l'ha detto prima Luca, viaggiano con una velocità che è 10 volte la nostra e hanno norme diverse dalle nostre, perché dobbiamo dirci tutto quello che è. Loro possono farsi le norme che noi non possiamo farci. Allora anche questa è una battaglia impari che dobbiamo giocarci in maniera diversa. Il recupero delle case è fondamentale, perché poi abbiamo un altro problema, che non riusciamo a intercettare persone che vengono da fuori perché poi non abbiamo gli alloggi dove metterle. Altro problema. Stare qua tutto il giorno, mi sto zitto, spero di avervi dato degli spunti di riflessione, perché questi sono i problemi reali che tocchiamo ogni giorno. Noi partiamo dalle analisi che Luca è stato bravissimo, e anche è fondamentale avere il quadro della situazione. Grazie a loro però poi bisogna intervenire. No, anzi, non a parole, ma concretamente. No, fermo, altro che Roberto. Lungo, No, anzi, prego, Roberto, approfitto per te e anche per il Presidente per un'ulteriore domanda a tutti e due che faccio. Si potrebbe fare a tutti e tre, ma Luca Romano l'ha già illustrato con le slide. E l'altro tema è quello dello spopolamento. L'hai appena citato parlando del recupero delle abitazioni. C'è un comune, voi lo sapete, qua della provincia di Belluno, Cibiana, dove qualche decennio fa abitavano oltre 2.000 persone, quasi 3.000. L'ultimo dato di quest'anno sono 320 abitanti. Ho visto nella mappa sicuramente Zoppè, ho riconosciuto, e tu li sai meglio di me, Roberto. È chiaro che stiamo parlando dei dati quelli più drammatici della provincia, non tutta è così, ci sono aree, soprattutto nel Bellunese, in cui il trend è diverso, c'è la qui vicina San Vito che fa un po' come i paesi di cintura intorno a Padova, le grandi città, che assorbe da Cortina quelli che non possono più vivere qui. Il dato però resta, lo spopolamento delle oltre 7.000 persone in meno che ci saranno di qui a 10 anni. Qui in sala c'è Luigi Alverà, che per tanto tempo ha avuto un ruolo amministrativo qui a Cortina, sa cosa significa in un comune avere a che fare con il fatto che quando manca una persona che fa un lavoro perché va in pensione non è che la sostituisce automaticamente, c'è una questione proprio di risorse umane per tutti noi, ormai per la gestione dell'esistente. Non rispondiamo a tutte queste domande oggi, è chiaro, però in che modo le Olimpiadi sono, per vederla da un punto di vista realmente sociale, qualche cosa che può fare del bene a questo trend così difficile? Chiedo entrambi. Ma faccio solo due considerazioni. La prima, e quindi spezzo una lancia della nostra montagna, il tema dello spopolamento non è solo della montagna, sta toccando veramente tanti altri territori. Io che giro, devo dire che anche la pianura, in zone, tutti stanno perdendo, quindi non è che siamo solo noi che perdiamo, questo è chiaro. E poi mi è sfuggito volevo fare un altro passaggio. Ecco, sul recupero edilizio, secondo me questo è un altro percorso che dovremmo fare, una semplificazione che ci permetta di bypassare la multiproprietà.
perché noi non riusciamo a recuperare i vecchi centri storici, perché se ci imbattiamo nell'individuare tutti i proprietari di case, io ormai faccio il sindaco da quasi 15 anni e ho alcuni paesi che sono scappati al Vajont che io non riesco a risollevare, perché anche se faccio un piano di recupero e anche se il comune può contribuire, non so, realizzando la piazzetta, demolendo una casa, prima di demolire una casa devo andare alla ricerca di tutti i proprietari e io non ho il personale in comune che è in grado di fare questa cosa qua, e anche se lo assegno fuori è difficile poi intervenire. Quindi anche da questo punto di vista io auspico, e su questo ho già fatto alcuni passaggi, di cercare di trovare una strada che possa velocizzare questi interventi, perché sono convinto che qui, io vi faccio un altro picco, come sindaco ho aumentato l'IMU della seconda casa. Allora ovviamente i miei residenti, ma perché? Sapete qual è uno dei motivi? Sto cercando di spingervi a vendere la casa e a permettere di trovare una nuova possibilità di alloggio, perché c'è bisogno. Allora anche da questo punto di vista qui sì la responsabilità è delle istituzioni, che devono organizzare delle norme che sono diverse da quelle del passato, ma sono al passo con i tempi, e altrimenti qua non ne usciamo neanche da questa parte, perché vai tu a dire a questo che possiamo dargli degli incentivi, sicuramente ci sono delle possibilità, ma poi c'è quel problema che vi vedete. Grazie. Forse magari possiamo fare una chiosa su questo, Presidente, su questi temi che potrebbe essere interessante, e ne ha ulteriormente lanciati Roberto Padrino, a partire effettivamente dalla questione della normativa sul recupero dell'esistente. Certo. Sì, allora, facendo un leggero passo indietro, mi vorrebbe fare una battuta a dire andate procreate di questo Questo è anche vero. Per questo è il primo passo per aumentare, avere dei giovani e non avere solo dei vecchietti. Belluno ed era complice, perché la è una delle più belle cose che noi possiamo fare, essere in comunione. Sicuramente. Certo. Ciò detto, Belluno perde 1000 persone all'anno. È un problema, come diceva giustamente lei, Presidente, nazionale, perché si dice che nel 1945 noi saremo 5 milioni in meno di persone su questa nostra Italia. E quindi ecco, anche qua l'attenzione di come stiamo investendo questi danari. E 1 milione in Veneto nel 2050, mi ha detto. Sì, 1 milione in Veneto. Rapporto, davvero Luca. Rapporto statistico regionale. E quindi anche lì un pensare anche come stiamo investendo il nostro PNR, perché io vedo sulla mia scrivania ho solamente gare da parte di amministrazioni comunali e provinciali per fare asili, mense per asili e scuole. Mia moglie mi diceva che non stanno solo diminuendo i bambini a scuola, ma stanno diminuendo anche i bambini extracomunitari nella scuola, che erano quelli che fino a qualche anno fa ci davano l'opportunità di tenere aperto qualche ingresso scolastico in qualche paese. Quindi importante la relazione che ha fatto Luca, perché se non conosciamo la storia, se non capiamo quali sono i trend, ovviamente non abbiamo la capacità di intervenire sul futuro. E la crisi è proprio l'incapacità di saper leggere cosa si aspetta il nostro domani. Ciò detto, come premessa, come possiamo arginare lo spopolamento? È una risposta alla quale si fa fatica a dare una risposta, no? Domandiamoci invece come possiamo, con i limiti umani, eventualmente arginare questo problema, o perlomeno come potremmo rendere questi luoghi più appetibili, no? Affinché io mi chiedo, ma passando per la strada e vedo tanti paesi, tante case, qual è il paese dove mi fermerei? E mi faccio delle considerazioni. Beh, mi fermerei lì perché ci sono i prati e le mucche, e a me piace stare a guardare i prati e le mucche. Un altro dice mi fermerei lì perché c'è il campo da hockey, mi fermerei lì perché c'è il cinema. Ecco, ciascuno di noi si deve dare delle risposte e cercare quindi il perché al fine proprio di dare delle opportunità a questi paesi per crescere. Cos'è che vorrei io per stare bene in questo paese? Allora bisogna ovviamente far sì che questo nostro territorio possa
essere il più possibile appetibili. Perché questi siano appetibili, ritengo sia necessario dare lavoro, creare del lavoro. E oltre a dare del lavoro, visto che si parlava, siamo Cortina, delle difficoltà, dare anche un'opportunità di residenzialità a chi viene a lavorare qua o ai giovani che qua vorrebbero lavorare. Chi è quel giovane che riesce a comprare a casa Cortina sapendo che costa 18.000 euro al metro quadrato? Chi è quell'operatore che può permettersi di lasciare a casa la macchina, perché così inquina anche meno, risparmia soldi, se non trova dove abitare, perché comunque l'affitto è maggiore di quello che è il suo stipendio? Beh, questo non è un'opportunità che diamo ai nostri giovani. Capisco, intervenire nel patrimonio di Cortina centrale, cioè non è sicuramente un'alternativa, un'opportunità che diamo ai nostri giovani. Se per comprare un immobile a Cortina disfatto dobbiamo prendere 10.000 euro al metro, lo dobbiamo restaurare, a chi lo vendiamo? Probabilmente a qualche persona poco ricca. Allora probabilmente c'è da pensare che Cortina non è solo fatta di un centro che è Cortina, ma probabilmente avrà anche una cintura periferica. Io sono venuto qua e ho visto tante case strada facendo dove c'era scritto vendesi, dove c'era scritto chiuso, dove c'erano delle transegne che non potevano essere quindi abitate perché erano cadenti, e parlo di distanze di 20 km da qua. Allora penso anche che quelle lì siano opportunità che legate al PNR, quindi come finanziamenti, che legate anche agli attuali bonus, anche se saranno inferiori rispetto a quelli che fino adesso abbiamo avuto l'opportunità di usufruire, potrebbero essere interessanti per questi giovani, perché probabilmente a 20 minuti di macchina da qua potremmo trovare un rudere che per comprarlo non costa 10 milioni al metro quadrato, ma magari ne costa 2. Ecco, allora questa può essere probabilmente anche un'opportunità che dobbiamo legare poi con una sorta di servizi, no? Se noi fossimo in grado di mettere in comunione il borgo a 20 km con delle navette che portino tutti quei famosi operatori, Luca parlava di 14.000 persone che vengono a lavorare a Cortina, faremo veramente un grosso affare, perché parliamo anche di consumo del suolo zero, quindi di rigenerazione, di qualificazione di tutti questi stati che sono energivori. Noi abbiamo il 70% dei nostri fabbricati che sono nelle ultime 3 classi energetiche, e da quel poco che sto vedendo qua Cortina non è certo esente da questa situazione. Io sono andato in un bellissimo hotel, ma vorrei capire a livello energetico come siamo messi. Parliamo dei bei hotel di Cortina. Ecco, allora, con questi concetti probabilmente un passo avanti noi lo potremo fare. E aiuteremo veramente a stoppare il pendolarismo, che mi sembra anche questo un ulteriore problema di intasamento del nostro traffico, perché facendo in un giorno settimanale di giovedì abbiamo fatto queste strade e mi sono reso conto, ma la neve, un camion che lo trovassi davanti, una corriera, un incidente ne speriamo mai. Ma chi arriva più su qua a Cortina, no? E quindi ecco, allora una Cortina che secondo me deve essere pensata per essere vissuta 12 mesi all'anno e quindi Olimpiadi un mezzo, non un fine. Questo secondo me è importante, e penso che le buone idee le abbiamo, se tutti quanti ci mettiamo insieme con professionalità, coraggio. Io credo che ce la si possa fare. È ovvio, dobbiamo farci sulle mani, ma noi siamo imprenditori che intraprendiamo, non prenditori come spesso si suol dire. E quindi io penso che insieme ce la potremo fare, insomma. Grazie Paolo, bella anche chiusura per quest'ultima parte di interventi. Forse possiamo chiudere con Luca Romano. Manca poco all'incontro che faremo adesso alle 6 con Carlo Barbante, e con Carlo Barbante parleremo dell'altra variabile, appunto, che dicevo, che non sta nell'ordine della nostra conversazione. Pensate, si apre il libro scritto nel ghiaccio, di cui parliamo tra poco, con l'esempio degli impianti del Monte Avena sulle prealpi bellunesi, e per distinguere tra clima e meteo dice: il meteo è
che oggi pioveva e poi era bello e l'altro ieri c'erano 34 gradi e oggi ce ne sono 17. Il clima è che in quell'impianto non si può più fare dello sci a livello permanente. Ecco, questi sono i cicli brevi e lunghi. Per parlare di un ciclo lungo, proprio al volo, volevo chiedere a Luca Romano quanto anche questo nostro dibattito, le confesso la mia novità, mi accorgo che a poco più di 2 anni dall'inizio delle Olimpiadi è una delle pochissime cose che abbiamo fatto pubbliche a livello collettivo, non perché gli attori istituzionali non le abbiano fatte, ma perché il dibattito a livello collettivo è spesso preda di polarizzazioni di estrema polemica e poi non abbiamo i mattoni con i quali iniziare almeno a parlarne, magari anche chiedere alle istituzioni, a volte come sindaco di Longarone, e un po' l'ha anche già detto, semplicemente nell'interlocuzione con altre istituzioni più grandi che gli devono dire quando un'opera arriverà, a volte perché ne sono direttamente responsabili, ma i dibattiti sono un po' pochi. Portiamo a casa oggi una parte in più. Conclusioni rispetto a questa nostra chiacchierata, appunto, gliele chiedo un po' telegrafiche. Assolutamente telegrafico. No, devo dire che sono molto positivamente colpito dal livello di consapevolezza della situazione, soprattutto rispetto all'intervento di Roberto. E anche del fatto che sugli obiettivi c'è una amplissima condivisione, cioè, quasi nessuno è stupefacente addirittura che ci sia qualche responsabile invitato a convegni sulle Olimpiadi che abbia paura di intervenire per le contestazioni. È quasi incredibile pensarlo, perché noi siamo di fronte a una condivisione, cioè tutti vogliamo sostenibilità sociale, fare cose bene. Quindi la cosa su cui volevo concludere è esattamente questa. Il rischio è che, finito il convegno domani, veniamo di nuovo sopraffatti da un senso di impotenza personale, i costi, la burocrazia. Quindi direi, cerchiamo di immaginarci delle strade di intraprendenza attraverso le quali la condivisione degli obiettivi riesce a essere poi concretizzata. Mi viene in mente un'idea, la lancio proprio, mi è venuta in mente parlando di demografia, che è una cosa di cui mi occupo continuamente. Belluno è la provincia, credo la terza in Italia, dopo 2 siciliane, per numero di emigrati, per quantità di emigrati all'estero. Perché non fare a 3 anni dalle Olimpiadi una lettera aperta di amministratori locali, responsabili istituzionali di economia, cultura, società, dicendogli perché non tornate per le Olimpiadi? quali sono, oltre ovviamente alla volontà, gli ostacoli che vi tratterrebbero da una vita di nuovo alle vostre Olimpiadi? Io ho fatto un'esperienza del genere nel Pordenonese e ha avuto dei risultati insperati. Sarebbe un'operazione. Lì c'è tutto lo spirito di corpo dei friulani, sul quale potremmo parlare per ore. Friulani sono, però anche i bellunesi. Però anche i bellunesi sono territoriali, no? Ecco, altre 2 cose. Secondo me questa della mancanza di personale le dovete risolvere. No, nel senso che cioè, se qua non viene fatto un ufficio davvero con una gestione, cioè, lo Stato su PNRR qualcosa aveva cominciato a fare, poi senza sfiduciarsi per le sabbie mobili, assolutamente, cioè, sarebbe incredibile che gli alberghi non riuscissero insomma a avere i tempi tecnici, sarebbe incredibile, o la riqualificazione dei corsi. Ecco. Io direi che su queste 2 cose, con le infrastrutture ce n'è già abbastanza. La Bassanini non ha aiutato, nel senso che ha un po' spostato le responsabilità dagli amministratori ai tecnici. Questa operazione qua ovviamente poi trova anche questa degli ostacoli, perché poi le norme sono norme, se tu
devi andare a seguirle alla lettera e non le interpreti mai, fai fatica a mettere a terra poi progettualità. Grazie, Aggiungiamo anche le piccole difformità che il nostro governo nazionale ha ritenuto fossero non stupidaggini, ma fossero cose che sono estremamente minimali, piccolezze che non danno l'opportunità di compravendita. Vedo che si sta riaprendo tutto in chiusura del dibattito, ma in realtà avete capito, consideriamo un primissimo importante passo. Grazie a voi di ANCE, grazie a Roberto Padrin, a Paolo Chiotti e a Luca Romano, e tra esattamente 20 minuti torniamo qui, destinazione Antartide, a più di 3000 metri di altitudine, dove Carlo Barbante fa i carotaggi nel ghiaccio e scopre che cosa è successo nel passato e cosa succederà nel futuro. Grazie a voi, grazie a tutti voi.